Buona la prima per la Nuorese Juniores che ha esordito con una vittoria nel campionato regionale di categoria. I verdi-azzurri, allenati dal tecnico Gavino Sanna, hanno superato col punteggio di 3-2 i Parietà dell'Olbia, allenati da Giovanni Pittalisi. La sfida a cui si riferiscono le immagini è stata giocata sabato nel campo di Città Giardino. Per i nuoresi una vittoria incoraggiante contro una formazione ben disposta in campo e che annovera alcuni giocatori interessanti. Ma non è stato semplice superare i galluresi che hanno dimostrato tutta la loro forza. Dopo un avvio positivo dei verdi-azzurri andati a segno con il centrocampista Nicola Biscu, l'Olbia ha reagito piazzando nella parte finale del primo tempo un 1-2 che ha ribaltato il vantaggio iniziale della Nuorese Juniores. Gli ospiti pertanto sono andati al riposo col punteggio di 2-1 a loro favore. Nella ripresa i verdi-azzurri sono entrati in campo decisi a portare a casa i primi punti della stagione. Così hanno messo alle corde l'Olbia. Il 2-2 è arrivato a metà della frazione grazie al gol dell'attaccante Luca Pianu. I nuoresi hanno completato la rimonta portandosi alla mezz'ora sul definitivo 3-2 in virtù del gol segnato da Nicolò Deiana. Una vittoria meritata che dà morale e punti in classifica al gruppo che presenta diverse novità rispetto all'organico dello scorso anno, ma gli obiettivi dello staff tecnico guidato da Gavino Sanna e di cui fanno parte anche il collaboratore tecnico Pier Giorgio Liori e l'allenatore dei portieri Bastiano Sanna è quello di migliorare il risultato della scorsa stagione. La Nuorese, dopo aver vinto il girone provinciale, venne eliminata in semifinale dal Selargius, imbottito di giocatori della prima squadra. Quest'anno il campionato è più difficile ma anche più stimolante perché vede la partecipazione delle formazioni juniores delle squadre sarde di Serie D. E infatti nel posticipo del prossimo turno in programma lunedì la Nuorese se la vedrà contro il Muravera in trasferta.